Marco. Siamo con Giulia Venier e Alessandro Guerrini. Si è appena conclusa la presentazione della 15ª edizione del Roccone Festival, un lungo cammino che ogni anno presenta delle novità. Ci tenevamo a fare questa presentazione come ogni anno, ormai sai Marco anche bene perché sei sempre presente a questi appuntamenti. Ci tenevamo in particolar modo a iniziare tutto quello che è poi il periodo del mese di luglio, quindi il mese un pochino più caldo dal punto di vista delle feste delle contrade, per presentare quello che è un po' il lavoro di tutto l'anno, quindi il lavoro del gruppo che si è adoperato durante tutto l'anno per creare l'evento. Poi quest'anno a maggior ragione, proprio perché è la 15ª edizione, abbiamo dato un po' un connotato importante alla manifestazione, e che però magari ci spiega meglio Alessandro, che ha curato nel dettaglio questo tema, anche perché poi c'è un sottotitolo Revolution, quindi qualcosa ci sarà. Però Giulia, prima di passare la parola ad Alessandro, vorrei ricordare gli ultimi minuti dell'edizione passata sotto un'acqua improvvisa, ecco. Proprio tu lo ricordo perché eri protagonista a quel momento lì, ma al di là di tutto avevi lanciato questo messaggio proprio per la 15ª edizione. Avevamo già caricato un pochino l'ambiente per quanto riguardava questo importante anniversario della manifestazione del Roccone, che 15 anni è una data importante per noi e ci tenevamo un po' a dare un po' un nuovo abito, un po' una nuova veste alla festa, cercando di rinnovarci anche noi, visto che è proprio anche un po' la nostra motivazione e anche un po' la nostra ratio di quello che facciamo. Bene, Alessandro è stato chiamato in causa, sì. Mi ha anticipato giustamente Giulia. Sottotitolo Roccone Festival, però Revolution. Perché? Allora, l'idea di partenza, una delle prime cose che ci siamo chiesti alle prime riunioni organizzative con il gruppo organizzativo è stata un'idea che veniva dall'esterno, che veniva dal pubblico, veniva dai contradaioli, l'idea del cambio di passo. Cambio di passo spiegato come una festa che cresce, una festa nel quale ci sono degli investimenti, dove si decide di chiamare ospiti, una festa Revolution appunto. Questa sfida che ci siamo posti, cogliendo anche l'occasione del 15° anno del Roccone, decidendo di destinare una serie di risorse economiche naturalmente da parte della contrada per la buona riuscita di questa festa, quindi puntare cioè parlare dei punti di forza e dei punti di debolezza degli ultimi anni, non solo della 14ª ma anche degli anni precedenti, e domandarsi se fosse davvero il caso di fare questo passo in avanti. L'idea all'unanimità è stata quella positiva, quella di crescere, quella di mettercela tutta e di metterci la faccia ancora di più quest'anno. Quindi Revolution ha un doppio significato, quello della novità, quindi una cosa che contraddistingue il Roccone degli ultimi anni, decidere di puntare su qualcosa di nuovo, qualcosa di innovativo che non si è mai visto dalle nostre parti, e decidere di investire ancora di più sulle serate di punta. Revolution però significa anche fare dei passi indietro intesi come eventi chiave della nostra festa, eventi che hanno raccolto molta affluenza negli ultimi anni, chiedersi se fosse davvero il caso continuare a tenerli o decidere di cambiare un po' il format di questi eventi. Da qui deriva in particolar modo Revolution, ossia prendere degli eventi chiave e trasformarli. Però Giulia, sei stata anche protagonista della presentazione, ci ricordi i momenti chiave di questa settimana, che indubbiamente va a toccare come sempre la società, partendo dai più piccini fino ai più grandi, e presenta un grande cesto di frutta dove uno può mangiare quello che più piace. Esatto, il fine è proprio quello, come diceva anche Alessandro, continuare lungo la direzione che ha preso già il Roccone Festival da diversi anni, però naturalmente anche prendersi un po' le responsabilità di una sfida in questa maniera, cercando, speriamo di essere all'altezza, anche perché cerchiamo comunque di proporre sempre una serie di attrazioni, comunque di eventi per tutte le età, e quindi si parte con alcuni eventi fondamentali che ormai sono diventati chiave nel calendario del Roccone Festival. Abbiamo il lunedì
l'evento cena sponsor per ringraziare i nostri partner, i nostri sponsor che continuano ad aiutarci, a sostenerci, certo. È di fondamentale importanza e continuano a credere nel Roccone Festival. Il martedì abbiamo il nostro momento di approfondimento culturale insieme al professor Giubilei per quanto riguarda un percorso all'interno comunque della cultura e storico del paese. Il mercoledì ormai è un appuntamento che è diventato alla seconda edizione, però comunque già importante, la Rocchida, quindi la seconda edizione della Rocchida. Anche quest'anno cercheremo un po' di avventurarci tra i talenti locali e più o meno giovani. Il giovedì qui abbiamo l'apertura, che era un po' anche qui la novità, perché abbiamo effettuato un contest durante l'anno su Facebook scegliendo il gruppo che poteva aprire il Roccone Festival, essendo tra gli ultimi 3 gruppi che avevano aperto le ultime 3 edizioni. Stiamo parlando dell'aspetto musicale, della parte spettacolo. Sì, perché dal giovedì naturalmente si apriranno si entra nel fine settimana, si entra nella modalità festa classica, quindi con la ristorazione, gli stand, l'aperitivo, eccetera. E per quanto riguarda il venerdì, qui abbiamo un po' cercato di fare punto forte la nostra innovazione. Avremo una data del tour Papete all'interno del tour nazionale del più famoso Papete all'interno di Piazza Castello, quindi anche questa è una sfida, perché direi un locale di mare in Piazza Castello già di per sé sarà sicuramente qualcosa da scoprire. E il sabato si prosegue con il gruppo musicale, si chiamano Sette Sotto, sono il gruppo di accompagnamento di Platinette, quindi anche loro band di calibro nazionale, quindi ormai molto conosciuti. E naturalmente l'appuntamento ormai, che come si diceva è rimasto importante per quanto riguarda il Color Mob e la Color Run. Quindi corsa, colore, divertimento per i più giovani. Con la bella esperienza di anno proprio. Ecco, con l'esperienza di anno scorso abbiamo cercato di implementare, anche di far conoscere questo evento non solo nella zona ma anche in tutta la montagna e oltre. E poi abbiamo la domenica, qui c'è il più grande punto interrogativo, abbiamo la cena spettacolo. Cena spettacolo, avremo degli ospiti importanti che hanno calcato palcoscenici di un certo livello. Non possiamo rivelare, non l'avete neanche rivelati, avete fatto abbiamo bene. Lasciato un po' di suspense, quindi ecco, diciamo una settimana di Roccone Festival, sì, Revolution, ma da scoprire, quindi insieme al pubblico che è un po' anche lui, bisogna dirlo, è artefice del successo del Roccone, perché senza le persone che fanno sì che il Roccone sia così, potremmo dire di aver raggiunto questo livello, che comunque dobbiamo sempre continuare a crescere. Per concludere, Alessandro, è stato sfiorato, però c'è un grande gruppo che lavora, soprattutto giovane. Come è andato quest'anno? Perché dura un anno sostanzialmente la preparazione. Appena passa il palio, il classatone, subito lavorate per il Roccone. Sì, è un gruppo sempre in continua crescita, caratterizzato sempre da giovani che entrano, che hanno voglia di mettercela tutta, di dare un contributo, e poi io e Giulia ci si rivede in questi ragazzi giovani dove più giovani di voi. Sì, sicuramente più giovani di noi. Esatto. Dove anche noi abbiamo iniziato un po' il nostro percorso, dove prendemmo le prime responsabilità ormai 6-7 anni fa, quando cominciamo a dare questa spinta in più al Roccone Beer Fest, allora chiamato, trasformandolo in Roccone Festival. Quindi un gruppo che cresce, un gruppo che ha voglia di fare, che lavora solo tutto l'anno e che dà il proprio contributo, non solo durante la settimana di festa ma tutto l'anno. Lavora sodo. C'è stato un progetto concluso qualche giorno fa e i ragazzi si sono presi in mano l'incarico della gestione e della comunicazione del Rock Commerce 2017. Un altro elemento modificato in questa 15ª edizione, quindi sicuramente c'è da essere contenti dell'apporto di tutte le generazioni, dalla persona più grande al più giovane, e c'è da essere soddisfatti, sicuramente fieri di questo gruppo, perché ce la stanno mettendo tutta e stupiscono anno dopo anno, cioè, siamo veramente soddisfatti, quindi
continuiamo così e speriamo che... E quindi l'appuntamento è dal 24 luglio, Sì, l'ultima settimana di luglio. Questo non è rivoluzionario, è tradizione, però è nella tradizione, nel miglioramento delle tradizioni che si avverano le rivoluzioni. A proposito di tradizioni, Marco, ecco, revolution, ma revolution consapevole, nel senso che noi siamo qui a festeggiare la 15ª edizione consapevolmente, nel senso che dobbiamo anche con questo anniversario importante ringraziare anche quelle che sono state le persone che sono state artefici anche dalla prima edizione stessa, che hanno dato il via, hanno dato l'accensione della festa 15 anni fa, con questa bella idea innovativa di una maniera diversa di festeggiare incontrata. Quindi noi siamo qui a festeggiare, ripeto, la 15ª edizione, ma consapevoli delle nostre radici e ringraziando anche quelle persone che hanno poi dato il via a questo tipo di manifestazioni.